Siamo innanzitutto felicissimi di essere qui, siamo anche molto curiosi di vedere il tipo di squadra che abbiamo, cosa riusciremo a produrre e ovviamente abbiamo aspettative verso noi stessi alte, giochiamo come sempre per provare a vincere e questo è l'obiettivo nostro, come sempre. Si è alzato il sipario sulla stagione dell'Umana Reyer femminile. La squadra si è radunata al Palasport Ancillotto di Mestre a causa della situazione critica del Taliercio dopo gli allagamenti dei giorni scorsi, pronta a partire con carica, entusiasmo e nuove giocatrici. La squadra è stata sì rinnovata, però il gruppo storico delle italiane c'è, le ragazze che hanno fatto un campionato europeo meraviglioso sono presenti, alcune chiaramente ci sono degli arrivi nuovi, li vedremo, li sperimenteremo, abbiamo poco tempo e cercheremo di usare il tempo nella maniera migliore possibile. Per affrontare il campionato italiano e quello europeo. Si riparte con grande entusiasmo anche perché la stagione scorsa ha avuto veramente dei picchi importanti, penso alla vittoria in Supercoppa, le finali sia in campionato che di Coppa Italia e il passaggio di turno in Eurolega che era la prima esperienza che avevamo fatto negli ultimi anni, quindi la voglia è tanta di ripartire da dove abbiamo lasciato, con la consapevolezza che in Italia potremo essere ancora una competitor importante, una squadra che punta a raggiungere il risultato. In Europa ci aspettano le qualificazioni, ma vogliamo essere protagonisti e cercare di mettere a fuoco e a mettere a regime quello che abbiamo imparato la scorsa stagione. Sarà come sempre più complicato di quello che si crede, con più squadre outsider, ci sono squadre che in casa possono essere pericolosissime, purtroppo anche quest'anno è un campionato un po' monco perché siamo a 11, è un po' così inspiegabile da dire alle ragazze, però cercheremo di capire subito all'inizio che tipo di livello, di qualità, di equilibri ci saranno. Sotto la guida tecnica di coach Mazzone e del suo staff, la squadra ha già iniziato gli allenamenti.